Parliamo ora di crisi nel mondo dell'edilizia perché l'Associazione Veneta dei Costruttori chiama in causa le banche colpevoli di concedere i mutui con il contagocce. L'ANCE chiede anche alla Regione una maggiore programmazione urbanistica e territoriale. Sentiamo Lara Boccalonna. Non accenna ad arrestarsi la crisi del comparto dell'edilizia. A rilanciare l'allarme il presidente dei costruttori veneti Stefano Pellicciari. Continuando di questo passo dice non ci sarà più niente da costruire. I numeri confermano il calo del 30% dei bandi di gara per opere pubbliche solo in quest'ultimo anno, mentre le imprese fallite sono aumentate del 38% nel 2009 per un totale di 12.000 posti di lavoro persi e un calo di investimenti stimato del 10%. In una situazione che il presidente di ANCE Veneto definisce drammatica, preoccupa l'assenza delle banche che hanno limitato indiscriminatamente, denuncia Pellicciari, l'erogazione del credito alle imprese. La banca fa il suo mestiere se eroga credito a chi se lo merita. Il problema è che la banca sia in grado di valutare chi merita e chi non merita il credito. Questo è quello che chiediamo. Nella sostanza le banche hanno una grande difficoltà a fare la valutazione del rischio. E dunque? Le aziende chiudono perché le banche non gli danno i soldi per continuare a vivere. A pesare sul futuro delle imprese, secondo il presidente di ANCE Veneto, anche la mancata programmazione urbanistica e territoriale. In risposta al recente dibattito sulla eccessiva cementificazione del Veneto, Pellicciari afferma che i costruttori per primi sono pronti a fare la propria parte, seguendo un modello che è stato delineato già nel 2004, ma che ad oggi è rimasto solo sulla carta. Chiediamo poi che venga completato il piano territoriale regionale di coordinamento, che è uno strumento necessario per sapere che cosa faremo nei prossimi 10-20 anni. Senza di quello non capiamo come possiamo programmare né la nostra attività né il futuro dei nostri concittadini.